mangiamo? Yemonja, in greco Akala Yudan. Ah, ok. Et donc du coup, tu dors sur les midi. Oh là là. Ça faisait longtemps aussi bien, puisque quand tu te mets sur internet, tu commences à chercher. Donc j'ai trouvé 400 mètres carrés de penthouse. Eric Yemonja. Il faut que tu me donnes. Allora ragazzi, ci troviamo a Kalayuna. Cala Yuna. Kalayuna. Calayuna ed è magnifico. Adesso ve la faccio vedere per bene questa spiaggia. Guarda, ah, pure i letti, pure questa c'ha i letti. Allora, spiaggia molto interessante, ma non per disabili, nel modo più assoluto. Per disabili molto pericolosa. Bisogna attraversare questo pontile, ce ne stanno diversi, e andare quindi così in acqua. No, Regarde, mais si, il se trompe comme ça, là-bas. Il se trompe. No, che tre dentro. Non. Te ha un'enorme responsabilità, pari. Ah ouais. Ouais. Et l'autre ponton, regarde le ponton là-bas. Non, c'est Buona, bellino ragazzi? Piccolino, poi incastonato nelle rocce. Prendiamo un bel cocktail, non è caro come quello di ieri. Lo stesso ci stanno. Guaia! Con una cosa. Scudato no. Yemania. Bello. Yemania. Pure l'Aragos. E mo ci aspettiamo per l'Aragos. No vabbè, oggi pagano loro. Noi non siamo approfittatori. Però devo dire neanche loro, solo che ieri era proprio vabbè che mi ha esagerato veramente un po' esagerato. Sì, però un po' troppo affollamento. Ok, bello, ma poi è nata a spiaggia. Ah no, questo è Blue Marlin. Ah, questo è Blue Marlin, quello là più chic. Ah, sta pure bello, Cioè, questo viene proprio a livello di materasso. È il materasso proprio. Cioè, questo sarà pure caro come chillato. No, qua è proprio un bordello. Qua è un bordello. Bello, però. Vedi? Le bottiglie di champagne. L'ho detto qua proprio si vede proprio che sono miliardari, che bei curati, si vede proprio che sono miliardari. Vabbè, un po' come me, figura qua. Bello, no? Questa è la barchettina che va a prendere a loro sulle barche. Ragazzi, pronti per cibarsi. Capella, Saint-Tropez. No, non era possibile. Dans toutes les plages, on est comme on veut. Comunque iniziamo con delle crocchette.
Allora ragazzi, stavo finendo. ¿Cuánto? ¿Bebés? ¿No te vayas? Para la próxima, ¿vale? Venga, va, bueno. Ah, Gracias. ma fa poco viene va Plato súper importante. Ah, Gracias. Vale, volvemos a comer. andiamo con il video. Chi spacca ma meglio va. La bozza, l'anzio, c'est beau, hein? T'as vu, la couleur n'est pas la même. Ça, on a... La couleur n'est pas la même. Ça c'est bien, ça c'est travaillé à la Chi spacca va meglio pasta, però io comunque mi accontento dei miei spaghetti. Ah, no, la pagliara ancora devo provare. Però pure lo spaghettiello, ma quando è buono. Ci sono parole? No. Quello che solo posso dire è che io mi faccio difficoltà per farvi vedere questi luoghi straordinari, no? Per farvi venire qui, questi luoghi straordinari. Quindi voi dovreste pagare voi a me le vacanze, voilà. Però lasciamo stare, non fare niente. Solo le vostre cose. Mi stiamo a fare bene, però immaginate che fatica che fanno questi poveri guardiani, i guardiani, i camerieri, i barista, i chef. Guarda che te la guardiera che sta buttando, pesante, un accidente, un camera che ti schiaccia. Prima di vestire là che è stata una coppa grande come lui, era piena di ghiaccio e bottiglie di champagne. E quando mi sa che la coppia in spalle, ma che lavoro! Hello. Un po' che come dopo sciacquavo, Die sollte ja heute kommen, weil Mona ja krank ist. Und dann sollte sie den Hund mitnehmen, ne? Nach 2 Stunden. Aber jetzt kommt sie auch nicht. Jetzt kommt sie. Ma no, ragazzi, le spiagge ve le ho fatte vedere, mangiare ve l'ho fatto vedere, in acqua ci siamo andati e ve l'ho fatto vedere. E noi continuiamo così ad abbronzarci un po' e voi invece continuate a vedervi i video. Ciao ciao, domani per la spiaggia a Malibu. Malibu però a Ibiza, no a Malibu. Oh, è venuto bodyguard mi ha richiamato, non capite perché? Tu ma mi guardi, ma veramente non ti so. Ciao.